Allora, durante la pubblicità un piccolo cambio, Elisa Venturini ci ha dovuto lasciare in corsa, si è trattenuta anche più del dovuto, aveva un impegno, domani deve alzarsi prestissimo e il suo posto l'ha preso anche logisticamente Tiziano Vecchiato, in modo che i nostri telespettatori la rivedono in una posizione diversa, solo logistica. A quanto diceva il sindaco Lunghi, vicepresidente Lunghi, cosa deve aggiungere? Che poi devo dare la parola invece all'altro Io vicepresidente. aggiungo che sono timidi segni di primavera, cioè sono dei Timidi. test di fattibilità, ma questo non è il nuovo welfare che mette in pensione quello che conosciamo per 70 anni, ha servito fino ai 60, negli ultimi 10 è diventato degenerativo e i costi li paghiamo. Ecco, però il punto dove sta? Uno, nulla impedisce che io chieda a tutti gli aiutati di aiutarsi ad aiutare. Nulla. L'hai Che detto, siamo siano... in un punto di non ritorno, stiamo rischiando Esatto. cioè questo che Cioè, forse se uno è cassa l'emergenza. integrato, io gli dico, vuoi essere utili agli altri, ma non al comune, alla parrocchia, alla comunità, a quello che vuoi. Fa bene a te, fa bene a tutti. Vogliamo produrre dividendo sociale, economico, perché ha un valore economico. Il punto dove sta? Che se io ottengo questa adesione, poi cosa me ne faccio del valore generato? Lo metto a ripiano delle inefficienze del comune A, B, C o di altre pubbliche amministrazioni, cioè, e chi si fida più dopo? Mentre se io genero valore, lo metto a bilancio come valore aggiunto e poi dico giovani, famiglie con figli piccoli, questi soldi, questo valore lo investiamo per questo. Allora la gente si fida e prima saranno 10 disponibili, poi 20, poi 100, poi 500 e poi chi li gestisce più? Tutti i disponibili. Siamo pronti noi a un nuovo modo di essere società dove la solidarietà non è soltanto del volontariato, dell'associazionismo di impegno sociale, ma è di ogni aiutato che per salvaguardare la propria dignità aiuta se stesso e gli altri e non c'è niente di male. I poveri possono farlo e se lo fanno i poveri possono farlo tutti. Ecco, questi sono nuovi scenari di welfare, però ci vuole un governo forte, locale. Tosoni. No, io sono Cioè, vi dà convinto, una modo di vedere sono un po'. convinto di questo. Io nel 2009, quando divento sindaco, la crisi è cominciata nel 2008, ci ricordiamo più o meno, gli anni sono quelli lì, e si cominciava a ragionare sul fatto che non erano più i 10 casi sociali che ogni comune ha, ai quali i dipendenti comunali erano abituati, gli assistenti sociali, insomma, erano abituati a dare il buono spesa perché non ti do i soldi, ti do il buono perché sennò vai al bar. Quella era la classica, diciamo, un classico sistema per intervenire. Lì nel 2009 invece divento sindaco e si cominciava ad approcciare l'argomento in un'altra maniera e la maniera è quella di cercare di dire io ti do una mano, ora tu non starmi in piazza a far niente, renditi utile. Abbiamo addirittura costituito un'associazione per poterli assicurare, perché poi c'era il problema che non era assicurato se si faceva male, quindi fallo iscrivere in un'associazione. Cioè è vero che le grandi rivoluzioni partono dal basso e io sono fiducioso anche che tutta questa evoluzione che sta avvenendo anche a livello di province che sono fatte dai sindaci, il Senato che sarà espressione comunque del Anche territorio. dei territori. È un'evoluzione che porta persone che hanno fatto un'esperienza sul territorio Positiva. a occuparsi anche di quella che è una legge che dovrebbe essere veloce ad adeguarsi, perché quando io... Sebbene adesso abbiamo Renzi e Del Rio che vengono da Se la esperienze. stanno mettendo tutta e i risultati, se siamo fortunati, arriveranno perché Vediamo. è interesse di tutti, quindi io non voglio guffare, anzi gli auguro buon lavoro, basta che secondo me devono invertire un po' la rotta sul attirare cattive attenzioni sugli amministratori locali. È una guerra che non fa del bene neanche al governo, lo dicevo prima. Comunque, al di là di quello, noi quando la gente sarà abituata e sarà maturata a fare del bene per il fatto che è aiutata, saranno pronte anche le istituzioni, perché io sono convinto che è un percorso che si sta facendo. Piano piano, da 2005 si è passati a 5.000, piano piano la legge capisce questi stimoli e ti mette in condizione di poter essere più efficiente. Nel momento in cui avremo anche, grazie alle fondazioni, grazie a tutti questi soggetti che ci assistono e ci aiutano,
Però hanno avuto a dei Valeggio- tagli le fondazioni. A Valeggio, lo so, quello purtroppo è la regola del far quadrare i conti, tagliano linearmente, noi sindaci quando facciamo i bilanci, prendiamo il bilancio l'anno prima, Sì. tagliamo a metà ogni voce, facciamo quadrare il bilancio e poi l'anno dopo, settimana dopo settimana, facciamo le variazioni di bilancio. Sto dicendo una cosa... No. Purtroppo Poi fanno una legge ogni 20 abituarsi giorni. a fare un po' Il diversamente. problema qual è però? Il problema non anche si quest'anno, colgono le- no, ma adesso non è che voglio difendere sempre la categoria, però anche quest'anno quando ci hanno dato le regole del gioco, Sì, no, ma quello è il problema. il bilancio di previsione, Fatta a fine fino settembre. a novembre ci hanno dato e anche l'anno scorso, vuol dire che fino a novembre non sapevamo cosa ci veniva. E perché Quindi questo... Esatto, ma voi come le regole- ANCI vi siete mai posti? io prima di essere Perché i cittadini vicepresidente dicono, di ma se non lo ANCI, fate voi, chi lo deve fare? io Voi che prima di essere rappresentate? vicepresidente per 5 anni sono stato un direttivo di ANCI Veneto e per 5 anni ci siamo battuti, abbiamo fatto manifestazioni e tutto contro questo meccanismo. E quest'anno si è ripetuto nonostante abbiamo Sempre, queste ma scelte qual è il di- problema? Che se Chissà io cosa sono vuol dire. virtuoso e non è questione di Berlusconi, Tremonti o adesso Padoan, ma se io sono virtuoso e prendono il mio bel lavoro e lo usano per compensare qualcosa che fa male a qualcun altro, non è, è come se io faccio il rappresentante, sono bravo, vendo tanti trattori, bene, allora tu il trattore lo vendi a 30.000 euro e lui che non è bravo a vendere i trattori può venderli a 15.000. Ma non è così che funziona, siamo tutti, se io sono bravo devo averne i benefici. Infatti è quello Ok, che dicevo. questo è quello che deve cambiare. Questo però parla anche di una... perché io sono d'accordissimo che dalle esperienze anche più piccole si impara molto e quelle però devono diventare una scuola, devo dire, un modello, devono diventare modello e qui perché ai comuni gli si danno le regole per fare i bilanci a settembre o perlomeno tutto è incerto fino a settembre è un cattivo modello perché chiaramente non insegna e sta facendo disimparare Anche quelli a chi bravi vuole, e o quelli dagli virtuosi. alibi a chi non vuole fare essere virtuoso ancora che per cui peggio. aspetta e quindi non fa pianificazione, non fa programmazione, non si domanda non parte dai bisogni e non dà delle risposte anche innovative. Però ovviamente poi qualcuno deve prendere in mano questi bei esempi, modelli, perché l'Italia è piena di di begli esempi, è pienissima. Nel Veneto ci sono tantissimi esempi virtuosi, anche davvero di scuole di eccellenza in tanti settori, sentivamo prima il sindaco, tantissime ce ne sono del genere. Il problema è che queste... Io ho fatto un po' la vecchia maniera, cioè la politica dovrebbe essere quella che poi prende questo e comincia a pensare anche di come ridisegnare un welfare, come ridisegnare un'economia legata al lavoro, come si inventa lavoro oggi, perché non è che uno, eravamo partiti dalla prima osservazione del direttore, cioè vuol dire, parlavamo del lavoro di cura, no? Cioè nel Veneto, ma i numeri, se ci aggiungiamo altro, io ti dico che nel Veneto tutti i soldi che spende la Regione Veneto per l'assistenza degli anziani, e sono tantissimi, stiamo parlando di 800 1 miliardo e 6. 1 miliardo e 6 1,5 di spesa privata. Ecco, quei soldi là io dico, certo che sono dovuti, ma sono mai spesi, cioè sono mai spesi non perché non assistono, non la quota di 54 euro da dare nella casa di riposo non la devi, ma lo potresti utilizzare al meglio per far sì che quei posti di lavoro aumenterebbero, la cura sarebbe anche migliore, perché poi il lavoro dell'assistenza domiciliare, le reti integrate, le piccole realtà, anziché, altrimenti diventa il business per alcuni. Il business per alcuni, delle case di riposo, per fare solo quell'esempio, ma potremmo approfondire meglio, il business di qualcuno a scapito delle finanze pubbliche e del fatto che il lavoro non cresce, anzi, potrei aggiungo, perché l'ho seguita in tantissimi casi, del lavoro che peggiora di qualità e che diventa, poi siccome dobbiamo curare, non dobbiamo fare dei bulloni, non è manifattura, è assistenza di cura a delle persone che hanno dei bisogni e sono deboli, e diventa appunto quello che abbiamo assistito in le cronache degli ultimi anni, degli ultimi mesi, anche in Veneto. Allora, voglio dire, perché non facciamo questa attenzione? Questa attenzione deve cominciare dal basso, io sono perfettamente d'accordo. Dopo deve trovare la rete, cosa che manca spessissimo in Veneto, se posso dire, che il bel esempio suo, poi alla fine non si fa rete, rimane il vostro bel esempio, il suo bel esempio, il vostro bel esempio, e non si fa rete squadre per cui si deve andare insieme a chi poi sopra decide la politica. Signori, in Veneto, guardate che è meglio che spendiamo diversamente, perché io ho fatto questa esperienza, l'ha fatta anche il mio collega a Vicenza, a Padova, questo diventa un modello, vogliamo cambiare modello e far sì che per esempio quei miliardi che spendiamo nell'assistenza domiciliare agli anziani e di cure, eccetera, li possiamo spendere meglio, non di meno, meglio. È possibile Allora, questo? noi abbiamo... Questo però, è il punto.
vero che... Sì, no, ma io capisco, però se posso intervenire su assistenza domiciliare, ad esempio, che nel mio paese non c'era, 8 anni fa l'abbiamo creata e investiamo parecchio. Perché investiamo parecchio? Perché secondo me l'anziano deve rimanere a casa, idea nostra. Quindi noi stiamo terminando, inaugureremo a breve un centro diurno dove l'anziano che è in difficoltà verrà lì durante il giorno, pochissimi posti residenziali solo per necessità familiari, per brevi periodi, ma poi l'anziano deve tornare a casa, creando una rete all'interno delle famiglie e un supporto quale è l'assistenza domiciliare. Questo è il nostro modo di lavorare. Cioè io dico, indipendentemente da quello che la Regione offriva, perché la Regione magari dava di più per le case di riposo. Sì, Ma è l'amministratore locale che sceglie se fare la casa di riposo per i propri anziani o il centro diurno. Noi abbiamo riunito tutti gli anziani del paese, con loro abbiamo condiviso, ovviamente non è che le decisioni vanno aspettate e prese dopo anni, vengono prese immediatamente, però con la condivisione perché bisogna crescere insieme. Faccio l'esempio, dove l'anziano non ha la famiglia perché la famiglia lavora fuori. Abbiamo eccetera. quei 10 posti, abbiamo 10 posti, noi abbiamo un paese di 7.000 Vivono con abitanti, altri. abbiamo dei posti, però in ogni caso noi dobbiamo dare un'aspettativa di vita e di qualità, perché se noi curiamo l'anziano, diamo un esempio a favore dei giovani che è fondamentale, perché non possiamo parlare sempre bene e razzolare le mani. No, chiedo scusa. Sì, dopo Allora, nella nostra ULSS sono 46 comuni. Noi abbiamo fatto una rete per cui la rete è uguale in tutti i 46 comuni nella nostra ULSS. Abbiamo i diurni diffusi sul territorio della nostra ULSS. Abbiamo addirittura fatto, credo che sia l'unica ULSS che l'ha fatto, dove abbiamo fatto un fondo di solidarietà dove ogni comune che voleva aderire metteva €1 per cittadino, perché era un fondo di solidarietà per supportare gli altri comuni quando andavano in crisi per l'assistenza a minori, la storia dei bambini affidati alle comunità di Ristorello. Perché quello diventava un tracollo per il bilancio di un comune, soprattutto se era piccolo. Siamo riusciti a fare un fondo di solidarietà che nella nostra ULSS sono 250.000 euro. Come ULSS, io parlo come comune. No, ma l'ULSS, ma noi nell'ULSS è la conferenza dei sindaci che ha fatto questo, fermi. Quindi sono 46 sindaci che hanno fatto questo, condividendo questo progetto di rete sociale. E abbiamo discusso su 46 comuni, quindi una rete molto ampia, proprio per superare il fatto che un comune magari se la riesce a cavare da solo, magari perché ha un sindaco più efficace, e il comune vicino crolla. Allora abbiamo fatto una solidarietà nel fare solidarietà. È una solidarietà nel fare solidarietà tra comuni. Abbiamo fatto una rete molto forte. Con il progetto, con la Fondazione Zancampi, abbiamo fatto un progetto proprio dove sono 20-30 comuni della nostra ULSS che hanno partecipato. Però abbiamo avuto un grosso problema, il tetto. Cioè noi avevamo il tetto che non potevamo mettere più di tot, o che non poteva, c'era anche la regione che interveniva, mi sembrava, no? Beh, il piano di zona. Ma ci ha messo il tetto la regione, per cui noi alla fine, sì ho capito, ma abbiamo avuto i comuni che potevano avere un solo assunto per 6 mesi, perché c'era il tetto. Perché noi abbiamo fatto 30 comuni insieme, a quel punto anche se noi volevamo fare una rete, avevamo il tetto regionale. Allora, per cui questo è successo anche nell'Alta, nell'Alta mi sembra che sia stato non il bacino che l'ha gestito, vabbè, un altro consorzio, in ogni caso tanti comuni insieme, ma avevano il tetto, per cui per esempio io a Monselce ho potuto assumere solo 6 dipendenti per 6 mesi, avevo un tetto. No, è questo perché la regione ci ha messo il tetto, ha detto io ho tot soldi, a voi il vostro progetto vi attribuisco 100.000 euro, poi potete contribuire con altri 30.000, forse parliamo di cose diverse adesso, però voglio dire, alla fine abbiamo sempre dei blocchi che anche se uno ci mette tutte le buone volontà di sta terra, poi si trova con dei blocchi, cioè il comune non può andare oltre la legge poi. Cioè noi stiamo facendo addirittura gli orti sociali. Però ci sono due cose sulle quali siamo d'accordo tutti, al di là delle... C'era Vecchiato con la dire una cosa. Adesso perché stiamo un po' forse parlando di robe un po'... Quindi dobbiamo liberare i prigionieri. Sì. Perché se io voglio usare diversamente i miei soldi, parlo dei comuni, cosa c'entra la regione? Certo. Nulla. Ecco, quindi la regione c'entrerà nel momento in cui ci mette dei suoi soldi. Il futuro delle politiche sociali è tutto a concorso al risultato. Cioè, nei comuni in cui i regolamenti prevedono ancora i diritti individuali di assistenza, vanno cambiati subito. Cioè, da oggi esistono diritti a corrispettivo sociale.
quello che ricevi è per te e per gli altri, per te e per gli altri. Questo è il futuro. Ma quando noi abbiamo posto ai costituzionalisti, un gruppo di Sant'Anna, di Roma, eccetera, di contribuire alla proposta che stiamo portando avanti di soluzioni di welfare generativo, ma per loro si è aperto il cielo, perché hanno detto la Costituzione è questa, non è quella dell'assistenzialismo. Assolutamente, adesso è affidato però alla buona pratica dei sindaci. Adesso quindi i comuni non devono aver paura, il problema è come che questi siti di innovazione possano parlarsi, rinforzarsi, fare ponte con altre regioni in cui ci sono altrettanti comuni, pochi, che passano dal 8, 9, 10 febbraio dove è ancora freddo, al 2, al 3 di marzo dove già si comincia a vedere primavera. Perché l'innovazione va coltivata, non c'è alternativa, non te la regala nessuno. Assolutamente. Do la parola anche agli altri. Pubblicità rapidissimi, poi so che c'è Lunghi, poi deve l'onorevole Ruzzante aggiungere 2 cose. Pubblicità.